taking away the moments that make up a dull day. Il rapporto tra il mio strumento e il silenzio credo che sia il rapporto che qualsiasi strumento possa avere col silenzio, compresa la voce. Il discorso è quello di far suonare e risuonare i silenzi. In questo caso noi eravamo e siamo un corpo unico, quindi un suono unico, nel senso di voce unica. Lo strumento che utilizziamo è sicuramente diverso, no? Pianoforte, voce, contrabbasso, ma il senso è quello di far uscire fuori un suono unico che racconta il silenzio e che racconta anche la musica, perché la musica è fatta di silenzi. Per quanto mi riguarda, il primo concerto, per quanto ci riguarda a questo punto, perché sono successe delle cose molto particolari, se vi ricordate, a un certo punto io personalmente mi sono messa a piangere sul palco. Non mi era mai successo, mai. Ho lasciato e ho iniziato a piangere, perché l'emozione era fortissima, perché non ero più abituata a ricevere. Non ero più abituata ad uno sguardo, non ero più abituata a una persona con gli occhi lucidi, non ero più abituata. Ero sottovuoto. Quindi quando questo sacchetto è stato aperto mi sono trovata a riempirmi. E questa cosa è stata bellissima. Sono cambiata molto da questa esperienza, anche nei confronti della musica. La rispetto tantissimo. La mia formazione artistica nasce quando io ero piccolina, avevo 3 anni e mio padre praticamente è un pianista e mi ha fatto cantare per la prima volta con un coro gospel un brano in africano. È brutto limitarsi e categorizzare troppo. Jazz rappresenta un'idea, un concetto, anche idee armoniche, particolari idee musicali, anche ritmiche, però non è un limite da darsi. Cioè, anche io a volte vado in difficoltà perché il mio repertorio non è propriamente jazz. Credo che però rappresenti l'evoluzione, una parte dell'evoluzione del jazz che continua ad evolversi negli anni e chissà dove arriverà nel futuro. Il solo vocale comunque è molto diverso da un solo strumentale perché la voce non ha i tasti a differenza di uno strumento, quindi i tuoi riferimenti devono essere ben chiari in testa e non è affatto semplice, soprattutto quando poi l'armonia è complessa e ci sono tanti cambi ed è più complicato. Credo che l'approccio migliore che si possa avere per risultare come una voce particolare su un brano jazz è approcciarsi come uno strumento, non pensare di essere un cantante o una voce bassa, ma sono uno strumento anch'io che agisce nel gruppo come gli altri, solo che io non ho i tasti e ce lo devo avere in testa. Dopo vari mesi di lockdown io mi sono anche dimenticata un po' chi ero prima, cioè chi sono, che cosa facevo, e ci sembrava un ricordo troppo lontano e ho approfittato di quei momenti per concentrarmi sullo studio, cioè ho studiato cose che non avevo mai avuto il tempo di studiare, varie cose, e da lì poi si è delineato un po' un progetto nuovo che è quello che spero che mi aspetti nel futuro, cioè questo mese infatti volevo continuare a delinearlo, un nuovo disco, chissà, e niente, continueremo a suonare sperando che si possa continuare a farlo.